Ci sono i temi del lavoro precarizzato e sottopagato e quelli delle relazioni, delle disuguaglianze sociali, del diritto allo studio, della trasformazione del sistema industriale, di una società accogliente e inclusiva. Cambiare, tutelare, crescere. La CISL di Belluno Treviso si presenta all'ultima tappa del percorso congressuale con una lunga serie di temi che rappresentano una sfida umanamente sostenibile per un futuro equo e dignitoso. Come si declina la sostenibilità in un periodo drammatico, tragico come quello che stiamo vivendo? Si declina cambiando il modello di sviluppo, si declina accorciando le filiere distributive, si declina attraverso il coinvolgimento dei giovani nella crescita, nello sviluppo, nel contrasto al calo demografico, si declina attraverso la difesa del lavoro. Con un occhio di riguardo ai giovani, esorta Paglini, negli ultimi 20 anni, secondo una ricerca realizzata dalla Fondazione Corazzina e dall'Ufficio Studi della CISL Belluno Treviso, gli under 29 nel bellunese sono diminuiti di quasi 9.000 unità, il tasso di natalità si è ridotto drasticamente e lo spopolamento rischia di creare una frattura sociale e generazionale pesante. È un tema che deve essere affrontato, messo come priorità nelle agende di tutti i soggetti del territorio, di corpi intermedi, perché crediamo che ci sia bisogno di infrastrutture, ci sia bisogno di far sì che il bellunese, che la provincia sia collegata con il resto d'Europa, a partire da quello che si chiama sbocco a nord, che a noi piace parlare di collegamento verso nord. Al congresso del 9 e 10 febbraio ci sarà spazio per una riflessione a tutto campo sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza, un'emergenza ormai strutturale. Abbiamo dei problemi perché abbiamo un calo demografico, abbiamo l'invecchiamento della popolazione, quindi abbiamo il problema di recuperare manodopera e questi migranti rappresentano per noi una ancora di salvezza. Se solo usciamo da una logica emergenziale di sicurezza ed affrontiamo il problema economico.